Nel meridione d'Italia e oltre, fare 4 passi sul corso principale della città si usa dire facimmo poche struscio. Vediamo perché. Struscio è evidentemente una parola onomatopeica, c'è del fruscio, c'è dello strusciare. Sì, è esattamente così. Tutto risale a un giovedì santo, diciamo del 500, grosso modo. A quell'epoca il rito dei sepolcri veniva officiato almeno in 7 chiese del giovedì santo e le 7 chiese erano tutte poste lungo la via Toledo, da Piazza Dante con Santa Maria di Caravaggio all'attuale Piazza Trieste e Trento con la chiesa di San Ferdinando. È ovvio quindi che il giovedì santo sulla via Toledo era tutto un fiorire di carrozze, gente che voleva mostrarsi, perché il giovedì santo era anche giorno di ingegno, venivano indossati abiti nuovi quel giorno. Immaginate quindi il caos totale su questa piazza, fino a che Don Pedro de Toledo interviene e decide per la prima ZTL napoletana. Sì, signori miei, la prima ZTL napoletana nasce già in epoca cinquecentesca, è vietato andare con le carrozze. Ora immaginate cosa succede quella notte. Per fare il rito dei sepolcri la gente deve venire a piedi e nella contrizione della sera dei sepolcri, con i vestiti nuovi verosimilmente di raso, di seta e verosimilmente inamidati, l'unico rumore che si riusciva a percepire lungo la via Toledo era questo ciuciù, questo fruscio degli abiti che si strusciavano fra di loro e che strusciavano per terra. E quindi onomatopeicamente nasce il termine struscio o strusciolo giovedì santo. Tra le altre cose, notazione linguistica, giusto per fare un po' la notazioni linguistiche napoletane. Ho detto prima che era giorno di ingegno. Voi sapete che in napoletano "az de ingignata" è una frase che molto sinteticamente indica qualcosa che detto in italiano sarebbe molto più lungo. Sapete come si tradurrebbe in italiano "te ingignata"? Accidenti, hai indossato per la prima volta un capo d'abbigliamento nuovo? In napoletano "te ingignata"? Il dono della sintesi.